Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario.tv. È giovedì 16 aprile 2026, ecco le notizie in evidenza. Matteo Salvini attacca Bruxelles su patto di stabilità, energia e famiglie. E lancia la Piazza dei Patrioti di sabato a Milano, senza paura e senza chiedere permesso. Intanto Trump stringe il blocco navale sull'Iran. Il CENTCOM respinge le navi, ma lo stretto di Hormuz resta una minaccia concreta con bollette e PIL italiani. Giorgetti vola a Washington, tra conti pubblici e asse atlantico. E il campo largo a Naspa. Conte e Schlein ai ferri corti, tra primarie bloccate e contraddizioni senza fine su Trump e politica estera. Un giornale ricco, con tanta politica vera. Restate con noi, si parte subito. Salvini sfida l'Europa sul patto di stabilità. Sostegno alle imprese, bollette, famiglie. L'Italia non può più aspettare. Matteo Salvini mette al centro una battaglia concreta contro le regole europee che rischiano di strangolare crescita, sicurezza, imprese e famiglie. Nell'intervista esclusiva concessa a ilsussidiario.net, il leader della Lega lega la Piazza dei Patrioti alla richiesta di cambiare rotta a Bruxelles. Patto di stabilità, Green Deal, austerità, burocrazia. Mentre la guerra in Medio Oriente pesa sull'energia, l'Italia non può farsi mettere in ginocchio dai fogli Excel della Commissione. Von der Leyen e Dombrovskis hanno respinto la sospensione del patto. Decisioni suicide e irrazionali, dice Salvini, che ne ha già parlato con Giorgetti. Non possiamo aspettare che la situazione precipiti. La proposta è concreta. Cancellare tutti gli aumenti di energia e carburanti scattati con la guerra in Iran di fine febbraio. Non siamo contro l'Europa. Siamo contro questa Europa, quella che predica sacrifici ma non protegge lavoro, confini e produzione. Salvini parla al paese reale, quello che paga bollette, carburanti e tasse. L'Italia non può più aspettare. Milano, sabato, Lega in Piazza Duomo senza paura. Sovranità, sicurezza e identità europea. I patrioti manifestano. È loro diritto. Sabato Milano sarà la piazza della Lega e dei patrioti europei. Legittima, libera, politica. Come sempre quando manifesta il centrodestra identitario, scatta il riflesso condizionato. Richieste di divieto, allarmi democratici, minacce dei centri sociali. La piazza senza paura porta invece temi chiarissimi. Sicurezza, sovranità, identità europea, difesa dei confini. Quando manifesta la sinistra, ci spiegano che è partecipazione. Quando manifesta la Lega, diventa un problema di ordine pubblico. La Lega non deve chiedere permesso né giustificarsi. Criticare l'islamismo politico e i centri abusivi non significa attaccare la libertà religiosa. Significa difendere la legge dello Stato e il diritto degli italiani a non essere intimiditi a casa propria. Trump stringe il blocco navale sull'Iran. Il CENTCOM respinge le navi. Teheran isolata in mare aperto. Donald Trump stringe la pressione sull'Iran. Il CENTCOM continua a far rispettare il blocco sulle navi dirette o provenienti dai porti iraniani, con diverse imbarcazioni respinte e nessun passaggio riuscito, secondo Fox News. Nei salotti progressisti il tema è sempre lo stesso. Trump esagera, Trump divide, Trump alza i toni. Ma il dossier vero non è il carattere del presidente americano, è il regime iraniano, con nucleare, petrolio, missili, Hezbollah, proxy e stretto di Hormuz. La strategia di Washington è chiara. Pressione militare ed economica per costringere Teheran a trattare. Gli ayatollah non possono ricattare il mondo con l'energia né tenere aperta la partita nucleare. Prima c'è la sicurezza. Lo stretto di Hormuz minaccia il PIL italiano. L'energia è arma geopolitica. Famiglie e imprese nel mirino. Lo stretto di Hormuz è una delle arterie dell'economia mondiale. Se si blocca, non pagano i diplomatici. Pagano famiglie, imprese, industrie energivore e bilanci pubblici. Dallo stretto passa una quota decisiva dei flussi mondiali di petrolio e gas. Fox News segnala un possibile accesso dalla sponda omanita, ma le incognite restano enormi. Vuol dire bollette, carburanti, inflazione,
PIL italiano sotto pressione. Davvero Bruxelles vuole chiedere sacrifici mentre l'energia diventa arma geopolitica? La linea della Lega è l'unica realista. Sicurezza energetica, flessibilità, difesa dell'interesse nazionale. Giorgetti a Washington tra FMI e asse atlantico. Conti pubblici, debito e Stati Uniti. L'Italia tiene aperti i canali che contano. Mentre molti preferiscono il teatro dello scontro Trump-Meloni, Giancarlo Giorgetti lavora sul canale serio. Washington, mercati, conti pubblici, debito, commercio e rapporti economici con gli Stati Uniti. Il ministro dell'economia negli Stati Uniti, per Fondo Monetario e Banca Mondiale, tiene insieme prudenza e realismo. L'Italia deve restare credibile sui mercati, ma non può essere soffocata da regole pensate per un mondo che non esiste più. Le relazioni tra Italia e Stati Uniti restano eccellenti, su valori comuni e interessi concreti. È atlantismo pragmatico, non servilismo. Meno dichiarazioni da talk show, più dossier veri. Mentre Bruxelles stringe e il mondo brucia, l'Italia deve tenere aperti i canali che contano. Sinistra nel caos. Conte e Schlein ai ferri corti. Primarie bloccate, nessuna linea su Trump, solo il riflesso anti-Meloni. Il campo largo prova a darsi un ordine, ma inciampa appena la politica diventa seria. Giuseppe Conte chiede programma e regole per le primarie del centro-sinistra, ma non segue Elly Schlein nella solidarietà a Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump. Ed ecco il solito paradosso. Per mesi hanno accusato Meloni di essere troppo vicina a Trump. Ora la accusano perché i rapporti con Washington si sono raffreddati. Prima Giorgia serva degli americani, poi Giorgia ha perso peso con gli americani. Più che una linea politica, sembra una seduta permanente di contraddizioni. Sui dossier veri, Stati Uniti, Ucraina, Iran, energia, sicurezza, Europa, il campo largo non ha una strategia. Ha solo il riflesso anti-Meloni e anti-Salvini. La coalizione si scopre larga nei titoli e stretta nei contenuti. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Il patto di stabilità è un cappio per l'Italia. Fortis, avanzo primario allo 0,8% del PIL, ma Bruxelles non vede e non cede. L'Italia non può essere trattata da Bruxelles come l'alunno indisciplinato d'Europa mentre fa i compiti meglio di altri. Le regole del patto di stabilità continuano a guardare i numeri con il paraocchi, senza considerare gli sforzi del nostro paese. È il punto che emerge dall'intervista di Marco Fortis al sussidiario. Fortis ricorda un dato pesante. L'Italia è l'unico paese del G7 che dal 2024 registra un avanzo primario, allo 0,8% del PIL. Eppure rischia di restare penalizzata per pochi decimali, mentre altri paesi hanno margini più larghi. In condizioni eccezionali, come quelle della guerra in Medio Oriente, il patto rischia di diventare una camicia di forza. La battaglia della Lega non è propaganda, è sopravvivenza economica. La linea è chiara. Flessibilità intelligente per proteggere produzione, lavoro, sicurezza energetica e potere d'acquisto. Il paese reale non vive nei fogli Excel della Commissione. L'asse del male, Iran-Cina, sfida Trump. Capuozzo. Pechino vende tecnologia, Teheran braccio armato. La guerra in Iran non è una crisi locale. La partita è molto più dura. Dentro ci sono petrolio, stretto di Hormuz, missili, Hezbollah, Cina, satelliti e il tentativo di logorare politicamente la Casa Bianca. Nell'intervista al sussidiario, Tony Capuozzo parla di una fase di stop and go, tra minacce, ricatti, tregue e trattative. Il trascinarsi del conflitto potrebbe fare comodo ai democratici americani e a parte della leadership europea. Più la crisi resta aperta, più Trump arriva indebolito al voto di midterm. C'è poi il nodo cinese. Capuozzo richiama il caso del sistema satellitare TEE-01B, i cui dati sarebbero stati usati dall'Iran, non fornito adesso da Pechino, ma acquistato nel 2024. La Cina non deve sparare un colpo per logorare l'America. Vende tecnologia, osserva e lascia che Teheran tenga aperto il fronte. L'Occidente non può permettersi un Iran nucleare, né un asse Teheran-Pechino capace di minacciare basi americane, rotte energetiche e sicurezza europea.
Mentre qualcuno processa Trump, il mondo reale guarda Hormuz. Questa era l'ultima notizia per oggi. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo che l'appuntamento con il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, è per domani. A presto! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.